Buongiorno a tutte e a tutti. Desidero inviare il mio saluto alla 15ª Assemblea Ordinaria della Confederazione delle Organizzazioni Slovene. Purtroppo non posso essere con voi personalmente, ma tenevo almeno a mandarvi un saluto via video in occasione di questo momento partecipativo così sentito e importante. Come sapete, ho molto a cuore i rapporti con la minoranza linguistica slovena nel nostro paese. Ho avuto l'onore e la fortuna di ottenere la delega dalla ministra Lamorgese per le minoranze linguistiche e dunque l'interlocuzione e il rapporto con gli sloveni d'Italia è parte delle mie competenze e delle mie priorità. Come sapete, abbiamo avuto l'opportunità di riunire il tavolo della minoranza slovena alla prefettura di Trieste proprio pochi mesi dopo il mio insediamento. Successivamente ho avuto il grande piacere e l'onore di essere presente quando il presidente Mattarella a Trieste, alla fine di marzo di quest'anno, ha presenziato alla felice conclusione della vicenda del Narodni Dom. Si è trattato di un segnale estremamente importante della forza del rapporto tra la comunità italiana e slovena. Un rapporto, quello tra l'Italia e la Slovenia, che negli anni è diventato sempre più solido all'interno della Casa Comune Europea, con l'arrivo di Schengen e con l'eliminazione di quel confine che per anni aveva diviso l'Italia e la Slovenia e anche le due comunità di confine. La scelta poi di Gorizia e di Nova Gorica per il 2025 come capitali europee della cultura è un ulteriore passo in avanti verso l'integrazione di comunità amiche e non vediamo l'ora di celebrare quell'anno tutti insieme all'insegna della cultura, dell'europeismo e della pace. Si tratta di una celebrazione molto significativa che va ricordata soprattutto in questo momento, quando la nostra Europa è toccata in modo così pesante, terribile, dalla violenza della guerra. Tragedie e conflitti che pensavamo di aver cancellato per sempre, di aver messo davvero nei rifiuti della storia, e invece eccoci qui di nuovo, dopo tanti anni di pace, a dover piangere i morti, la distruzione delle infrastrutture, delle case, i profughi e tutte le terribili cose a cui stiamo assistendo. Mai come in questo momento invece la nostra esperienza comune, il lavoro fatto in nome della pace, della convivenza felice e proficua in questa zona di confine che è la vostra, credo sia di grandissima ispirazione, debba essere di grandissima ispirazione per tutti e debba essere anche il modello per il futuro. Quindi vi ringrazio davvero per il vostro invito e grazie ancora per la vostra sempre calorosa ospitalità. Mi duole davvero non essere lì con voi, ma sono certo che avremo nuove occasioni per tratteggiare un nuovo capitolo di questa amicizia fraterna tra le nostre comunità. Vi auguro davvero buon lavoro e vi ringrazio ancora. A presto!